Una perdita secca di 33.000 posti lavoro, che arriverebbe dopo un anno orribile, durante il quale i lavoratori siciliani hanno perso complessivamente qualcosa come 339 milioni di euro. Il centro studi dell'Associazione Lavoro e Welfare, guidata dall'ex ministro del lavoro Cesare Damiano ed ex sindacalista, traccia il bilancio di un anno di cassa integrazione Covid e prova a intravedere il futuro se, come previsto attualmente, alla fine di marzo si interrompesse il blocco dei licenziamenti. Grazie alle misure introdotte dal governo per contrastare la crisi generata dalla pandemia in Sicilia è stato salvato per tutto l'anno l'equivalente di 67.000 posti di lavoro, la metà dei quali, appunto i 33.000, svanirebbe in un solo giorno, il 1° aprile. Il governo, osserva Damiano, ex sindacalista CGIL diventato ministro nel secondo esecutivo Prodi, deve togliersi dalla testa di interrompere cassa Covid e blocco dei licenziamenti dal 31 marzo, come se fosse una ghigliottina. Entrambe le misure andrebbero prorogate, dice, fino a tutto il 2021. Il prezzo da pagare, del resto, fino a questo momento è stato elevatissimo. L'obiettivo adesso è solo evitare che la crisi abbia un costo peggiore, un prezzo che si può tradurre in 33.000 posti di lavoro. Un dramma che senza interventi potrebbe materializzarsi tra 3 mesi appena.